vincere a Napoli è diverso rispetto a vincere da qualche altra parte. Amici belli, vabbè, va benissimo, va tutto bene, ma come va? Come state? Tutto bene. Domande, io penso che la prossima volta, sapete, io aspetto un'oretta, cominciamo. Scusate, allora mettiamo un attimo i puntini sugli. No, io levo gli dai puntini. No, perché devo parlare. Che film è? Devo parlare, levo gli dai puntini. Scrivete sotto che film è. Nel frattempo, benvenuto Nello Peca tra i nuovissimi iscritti. Benvenuti a tutti. Iscrivetevi al canale, lo state facendo, siete bravi. Io mi rivolgo ai nuovi che magari capitano per caso. E noi ci divertiamo, cerchiamo di prenderla anche un po' con ironia, perché alla fine il calcio è un gioco e non dobbiamo essere nemmeno troppo seriosi sulla questione, nemmeno prenderci collera se non arrivano le domande che uno vorrebbe. La vita è così. Lasciate un like per la domanda dell'anno, probabilmente la domanda dell'anno, che voglia avete di regalare un'emozione ai tifosi? Ora, che voglia avete? Cioè, una cosa è quando voi la domanda è già la risposta. Voi volete una certa risposta perché già avete preparato magari un articoletto così. Allora la domanda è a risposta chiusa. Quando si chiede, faccio un esempio per assurdo, un esempio così, ma quanto è forte Manolas? Si chiede magari a Koulibaly. Faccio un esempio assurdissimo, che magari non è stato mai fatto. Quanto è forte Manolas? Koulibaly che ti deve rispondere? Ti può mai rispondere? No, veramente io preferisco giocare con Albiol. Ti può mai rispondere così? Non credo proprio. Ti risponderà: è fortissimo, ha le qualità che ha dimostrato nella carriera, è bravo di testa, ha la velocità di recuperare, eccetera eccetera. E quindi l'articolo è già scritto. Quanto è forte Manolas? E quanto è forte il Napoli? E quanto è bravo Spalletti? Vabbè. Ma quando si arriva addirittura a chiedere dopo tutta una conferenza dove si è detto siamo motivati, nessuno è più motivato di noi, e i tifosi, il Vesuvio che esplode in silenzio e siamo caldissimi, Maradona, tutte le cose azzurre, quanta voglia avete? Tutta la conferenza ti ha detto quanta voglia abbiamo, quanta voglia hanno questi che nessuno sono più motivati di loro. Quanta voglia avete di regalare così? Poca. Spalletti, la prossima volta, Luciano, devi rispondere pochissima voglia. Non ti immagini, ma capita la settimana dove uno si sente un pochino più, sai, un po', è capitato, cioè, insomma, anche nel lavoro di tutti i giorni di ognuno di noi, no? Io faccio il musicista, capita la serata in cui c'è meno gente in sala, c'è meno pubblico, magari non rispondono alle prime canzoni. Allora tu dici, ma sai che c'è di nuovo? Ma quanta voglia ho di emozionare la gente? Poca, faccio il compitino. Non è vero nemmeno quello, perché poi quando ami quello che fai lo fai anche per te stesso, poca voglia, non hanno voglia. Allora gli snodi sono gli snodi, la stagione eccetera eccetera, come si arriva, come state, chi ci arriva meglio, chi sta meglio, e Spalletti risponde: poi abbiamo anche l'Ambrabam, stavolta è doppio l'Ambrabam, dato che ci sta poco da dire ma facciamo giusto cronaca. Ambrabam doppio, Milan e Napoli, per ridere, perché dobbiamo inventarci delle probabilità, non lo so, però con calma. Non sappiamo chi sta meglio. Spalletti dice non so chi sta meglio tra tutte e due, ce lo dirà la partita, ma noi siamo al top. E questo è un richiamo che poi farà anche alla fine, che è la cosa più bella che secondo me ci regala Spalletti, la cosa meno banale è la cosa così che ce la deve dire lui, perché altrimenti non ci arriva. E avere le riserve quando ti alleni alla preparazione della partita. Ma arriviamoci con ordine, su ordine, senza sotto ordine. Meritate di più. Ecco, questa domanda include una sorta di sfumatura arbitrale
Ricordiamo che per tutta la settimana il Milan si è un po' lamentato, sto leggendo gli amici bellini anche degli abbonati, insomma mi mandano dei link e delle cose, anche quello che arriva dall'ambiente Milan, insomma non solo, magari anche legittime certe lamentele per certe cose arbitrali che sono capitate a loro. Io non ci metto bocca perché non li seguo con assiduità, non l'ho seguiti con assiduità come seguo il Napoli, però addirittura dire che il Napoli è stato favorito, fermiamoci, fermatevi lì e qualcuno lo dica, nessuno lo ha detto, non viene ribadito perché Spalletti glissa volontariamente sugli arbitri, lo dice proprio, non ho altro da dire se non che entrambe le squadre hanno avuto tanti infortuni, siamo stati bravi entrambi a sopperire a queste mancanze con le riserve eccetera eccetera, e fai complimenti a Pioli per i 3 anni, per il percorso dei 3 anni. Questa è bella sta cosa in realtà, Luciano, perché è quasi come se ci stessi dicendo: De Laurè, si può far bene, però serve la fiducia sul lungo, perché se ci fermiamo ogni tanto e rompiamo tutto il giocattolo diventa complicato. Invece sui 3 anni si può fare una sorta di percorso. Una mezza cosa. Anche togliere Conte dalla cosa e sostituire con Inzaghi, qualche punticino magari l'ha tolto all'Inter, però quello è un discorso più ampio e più complicato che dobbiamo fare a fine stagione. Quindi sugli arbitri si glissa, emozioni, sensazioni eccetera eccetera non possono essere, questa è la certezza che ci dà Spalletti. Il Milan non può essere più motivato di noi, nessuno è più motivato, e qua ci richiamo anche a quella famosa partita con il Cagliari dove Spalletti ha ammesso, ha detto ho visto più voglia di salvezza che non voglia di scudetto, e questa è importante sta cosa, quindi non possono essere più motivati di noi. Ci mette dentro anche la benedizione insomma di Diego, la presenza di Maradona, si entra nel metafisico, i tifosi eccetera eccetera, il pubblico tra l'altro riecheggia questa intervista di Maradona dove lui diceva: io voglio vedere poi uno stadio tutto azzurro, non voglio vedere nemmeno una bandiera del Milan, sarebbe stato clamoroso, proprio nel ricordo di Diego. Se uno vuole rispettare Diego, al di là di mettere la sua faccia su una maglietta che ci sta e va bene, ma averla rossa, quando poi Diego all'epoca ti chiedeva voglio vedere tutto azzurro, proprio il colore che voglio vedere, loro lo hanno fatto a San Siro, lo dobbiamo fare noi a casa. Quindi anche su questo, e quindi parla anche della benedizione di Diego che arriva se è tutto azzurro, sciarpate, fate le cose belline. Dopo il Cagliari insomma un pochino si parlava tutto male, dopo la Lazio si è parlato di scudetto, giustamente Spalletti ci ricorda anche quanto possiamo essere volubili nei giudizi eccetera eccetera, e tutto sta nell'equilibrio del lavoro, nella continuità del lavoro, e ci ricorda quelle novità, le famose forze misteriose, che non è il gol di Fabian, perché Fabian ce l'ha fatto vedere altre volte, non è l'assist di Insigne che ci ha fatto vedere altre volte, ma per esempio l'imbucata di un ass, quelle fanno parte delle forze misteriose. Ecco perché io nell'Amrabat metto tutti i possibili sostituti in questo caso, perché questa è una partita che probabilmente si potrà decidere sul lungo, nel secondo tempo, quando tutte e due le squadre potranno cambiare volto, perché ci sono delle cose interessanti anche sul Milan. Restiamo con l'Amrabat, non fa niente, voi cominciate già a guardare e ad incuriosirvi. Bravo io, quando allo specchio ti fai la barba, no, mi faccio i capelli, perché giustamente Spalletti poi si fa anche la barba, ma è tutta una cosa così. Non si dice bravo da solo, si fa i complimenti ai giocatori, e all'interno ci allunga questa risposta parlando dei tifosi che, anche se stanno zitti, bollono dentro, si sente il calore dei tifosi, e questa cosa tipo il Vesuvio, no? Il Vesuvio sta zitto, magari dormiente, però all'interno è caldissimo eccetera eccetera. La parola che qua, sì, la pronunci la parola, se dovesse andare tutto bene la parola sarebbe lo scudetto, ma si può anche pronunciare alla fine così, e dobbiamo ripetere le cose, rendere immortali le carriere, insomma, di essere dimenticati o essere immortali eccetera eccetera. Io potrei anche, questi video li posso fare anche il giorno prima, oramai probabilmente li posso fare il giorno prima, faccio un resumé di quello che ha detto così, perché è difficile che esce, però Spalletti a volte anche senza domanda qualche cosa ce la regala, ecco perché vi arrivo un'oretta dopo, voi mi perdonerete. Oggi siete più consapevoli rispetto a inizio stagione, dove Spalletti stesso ci dice questa squadra forse non si rende conto della sua forza eccetera eccetera, e ci fa un esempiuccio Spalletti interessante, dice per esempio
perché gli dice pure il rapporto, magari qualcuno si aspettava che io litigassi con qualcuno, eccetera eccetera. Io devo essere duro se poi non mi ascoltano e non mi seguono, ma se mi seguono, e Spalletti ci comunica che i giocatori del Napoli lo hanno seguito e hanno fatto un percorso di crescita insieme a lui, cioè le cose che lui ha detto i giocatori del Napoli le hanno prese, le hanno apprese e le hanno messe in pratica. Per esempio Victor, che è maturato nel pressing, nel non essere troppo esuberante nel suo pressing da solo, eccetera eccetera, magari che ti può portare a un fallo, ti può portare a essere scollato dalla squadra. Se Victor è maturato, io non devo litigare con nessuno, quindi questo va bene. Dove possiamo far meglio noi rispetto, e dove loro poi invece, dove il Milan può essere più pericoloso, e si parla della catena di sinistra, un pochino come l'avevo individuata anche io ieri a Canale 8. Dove dobbiamo far meglio noi, ecco, un pochino di impatto fisico anche di più, perché poi se andiamo a vedere bene in effetti la formazione del Milan, no, non è così che si fa da quell'altra parte, si fa così e si gira, perché Giroud sicuramente fisico, Leao sicuramente fisico, però tra Salamakers non fisico esagerato. Qua dobbiamo vedere se ci andrà Diaz o che sì, quindi anche lui piccolino. Benasser non esageratissimo, Tonali è tosto fisicamente ma non è una cima incredibile. Ovviamente la velocità e la fisicità di Teo non c'è dubbio, quella di Tomori sì, Kalulu non fisico proprio al massimo, Calabria, Florenzi non esageratissimi. Ecco che noi potremmo avere per la prima volta più impatto fisico con un Fabian. Ovviamente con Anghissà sarebbe meglio, Mario lui vicino, però questi due in difesa possono dire la loro sicuramente. Di Lorenzo la sua fisicità ce l'ha, Osimhen sicuramente. Qua siamo piccoli, insomma veramente equilibrato sotto questo punto di vista, e loro hanno questa doppia cosa molto simile a noi dell'uscita corta, ma anche la palla lunga che a volte può partire direttamente da Maignan, dal portiere. Lo abbiamo visto questa situazione qua, che praticamente molto spesso addirittura assist diretto, cioè da Maignan a Leao un tocco gol, quindi dobbiamo stare molto attenti a questo. È una pallata che possiamo fare anche noi con Osimhen, attenzione. Che voglia avete di regalare i rigori? Gliel'ho detto prima e non aggiungo altro. Lozano recuperato, Lobotka recuperato, le riserve, ecco che arriva la cosa dove lui ci dice: Spalletti, è meglio quando io nelle riserve sto cercando, cioè le riserve, insomma, quando faccio l'allenamento e metto le due squadre, se ci metto un Anghissà, se ci metto un Demme, un Lobotka, uno Zielinski, un Fabian, è meglio di quando gioco io, perché addirittura si trova nelle situazioni, è un come si dice, un'esagerazione, è un'iperbole che dici ci gioco io, magari ci metto uno della primavera, ma se gioco io contro i titolari la palla non scorre così velocemente, quindi si preparano meglio le partite. Non è solo il fatto di avere i giocatori per le riserve, è proprio per preparare meglio le partite, su questo non c'è dubbio. Pioli contro Spalletti, Pioli non ha mai vinto, eccetera eccetera, e dice prima o poi potrò anche vincere. La battuta di Spalletti è brillante e immediata: meglio poi, non è detto che debba essere prima, quindi per alcune volte meglio poi. E poi si parla infine di Elmas, e Spalletti ci conferma ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che Elmas è un trequartista, è un sottopunta, deve stare tra le linee, poi ovviamente si adatta, capisce tutto, si può adattare più a centrocampo, un po' più dietro, venirsi a prendere il pallone, può andare sugli esterni, capisce tutto, impara tutto e migliora. Ma ovviamente la posizione preferita di Elmas è questa qui. Io Elmas non l'ho messo nemmeno tra le varie sostituzioni così, perché il Jolly, che probabilmente è il primo che potrebbe entrare, non si sa dove, perché veramente può entrare da tutte le parti, dipenderà dalla partita, da come andrà. Però al posto di Osimhen ci può entrare Pedaglia, al posto di Zielinski ci può entrare Mertens, ovviamente Elmas. Lozano può entrare al posto di Insigne, ma può entrare anche al posto di Politano. Ci ho messo un ass perché sicuramente tra le forze misteriose siamo lì. Anghissà, Fabian, anche se Fabian oramai non lo togliamo più, a meno che non succeda un delitto in campo. Lobotka, Demme, e in difesa invece bene o male questi siamo. È chiaro che qui ci può andare un Gulam in extremis per qualche minuto, qua ci può andare un Juan Jesus, Tuanzebe è ancora infortunato, Malquit ancora infortunato, non c'è dubbio che Di Lorenzo giocherà tutti i minuti, eccetera eccetera. Vincere a Napoli è diverso rispetto a vincere da qualche altra parte, e non ho scritto nemmeno la risposta, perché siamo veramente, sai quando si dice, no, la frase siamo alla frutta, no, siamo all'ammazza caffè.
Ammazza Caffè Napoli, perché queste cose mi ammazzano. Da New York, Valerio Fluido è tutto, voi state tuned, lasciate i like sui video, vi iscrivete al canale Telegram, controllate che siete iscritti al canale questo qua, guardiamo un attimo la situazione del Milan al volo, qua Calabria, Florenzi e il ballottaggio, in difesa sono bene o male costretti a schierare Tommaso Kalulu per l'indisponibilità. Qui il ballottaggio Bennacer che sì, credo che Tonali giocherà, a meno che sì non voglia essere messo qui all'inizio come sottopunta. Leao credo che sarà titolare, poi c'è Rebic, il recupero di Ibra, attenzione al secondo tempo, Saelemaekers più difensivo di Messias, quindi potrebbero cominciare così. Ragazzi, è una partita da tripla, siamo molto simili come impianto di gioco, poi lo sviluppo è diverso, perché lo sviluppo loro allargano questi qua e uno si abbassa a prendere palla e poi salgono tutti i terzini, quindi la costruzione a 3 del Milan è così, attenzione. Però insomma è interessante, attenzione alle pallate, attenzione a essere iscritti, a cliccare sulla campanella eccetera eccetera. Domani credo reaction, non so se ci sarà la live perché la vita aumenta, ma voi state tuned che tutte le cose poi si mettono a posto, e per cui nella scatola della partita ci mettiamo anche queste cose qua, come tutto a posto. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.